Cronache trevigiane ha incontrato anche l'assessore al turismo del Veneto, Federico Caner, per parlare di un tema davvero bello, interessante e soprattutto intelligente, ovvero le vacanze inclusive che si possono fare nel nostro litorale. Non solo VIP e riflettori, la Mostra del Cinema di Venezia ha regalato spazio anche al cortometraggio sulle spiagge inclusive del litorale veneto. Per il terzo anno consecutivo, infatti, la stagione balneare è stata sociale ed inclusiva. Un progetto messo a punto dalle ULSS del territorio e finanziato dalla Regione Veneto. È un cortometraggio molto bello che va a riassumere un po' il lavoro che si è fatto in questi anni per quanto riguarda il turismo inclusivo. Cos'è il turismo inclusivo? È la possibilità che abbiamo dato a tutta la costa veneta grazie agli interventi anche degli operatori e dei sindaci che ci hanno seguito sul territorio, i consorzi, ma ovviamente anche le 3 ULSS di riferimento che hanno investito su questo progetto, che è quello di permettere al turista che ha delle disabilità di trovare dei servizi lungo le nostre spiagge, lungo la costa veneta. Speciali corsie di legno tra gli ombrelloni, carrozzine e sedie job per raggiungere il mare, ma anche cicloturismo, corsi di vela e sub inclusivo. Una spiaggia attrezzata a misura di disabilità, in grado di accogliere e di offrire servizi di animazione a persone con problemi fisici e psichici. E una spiaggia che per i mesi estivi ha offerto un'opportunità di lavoro a persone fragili. 50 infatti le borse lavoro messe a disposizione dalla Regione per altrettanti tirocini destinati all'inserimento lavorativo nei servizi di accoglienza e ospitalità turistica accessibile. 37 milioni che hanno diritto a poter svolgere una vacanza in sicurezza a 360 gradi, trovando non solo strutture adeguate ma anche persone in grado di seguirli, quindi persone formate che possono aiutare queste persone e anche i loro familiari. Tra l'altro non stiamo parlando solo di una inclusività dal punto di vista sociale, ma se vogliamo anche sanitaria, perché per esempio abbiamo nelle nostre spiagge anche situazioni dove alle spalle della spiaggia c'è addirittura un ospedale che può dare delle garanzie anche alle persone che hanno problemi sanitari e che quindi possono spostarsi grazie a una sicurezza a 360 gradi, che non è solo nei confronti della microcriminalità, ma è una sicurezza anche sanitaria e alimentare.